23esimo il segretario nazionale del partito che fu fondato da Antonio Di Pietro, Ignazio Messina, che ha raccolto le adesioni di ex consiglieri comunali e militanti di altri partiti del centro-sinistra. Italia dei Valori riparte, abbiamo fatto il congresso, eletto un segretario e adesso avremo il 14 e il 15 di settembre a San Sepolcro, ripartiamo da lì, alle nostre origini, dove fu fondato l'Osservatorio Europeo sulla legalità e la questione morale, la presentazione anche del nuovo simbolo. Per cui Italia dei Valori completa un percorso, procede nel mese di ottobre, precisamente il 13 ottobre farà anche i congressi regionali in tutte le regioni italiane, quindi compreso ovviamente la Puglia, e completato il percorso di ristrutturazione si procede, ma quello non è mai stato interrotto, con l'attività politica. Quindi siamo in campo nuovamente nelle piazze tra la gente. Non è un caso che siamo in una piazza, proprio perché riteniamo che l'azione di Italia dei Valori, come è sempre stata, è stata un'azione non solo all'interno delle istituzioni, ma tra la gente, nelle piazze, per parlare, confrontarsi e parlare dei problemi veri del Paese. Oggi siamo a Taranto perché c'è una nuova adesione di chi vuol far politica, continuare a far politica, ritiene che Italia dei Valori sia il posto giusto per poterlo fare, perché riteniamo ancora oggi che legalità e questione morale siano principi cardini del nostro ordinamento, che non sono per niente attuati, anzi dico proprio di oggi, l'ulteriore ricatto di Berlusconi che dice: se mi fate cadere il governo va a casa, a dimostrazione che un condannato con sentenza passata in giudicato a 4 anni per frode fiscale continua a tenere in scacco il Paese in danno dei cittadini. L'Italia dei Valori è contro questo modo di far politica e vedo appunto per questo che tanta gente si sta avvicinando a noi per darci una mano e fare in modo che finalmente si metta fine a questo scempio.